storia della Sicilia, ne parlava in maniera come se fosse stato un deserto dei tartari, e ogni tanto veniva qualche conquistatore a portare un po' di civiltà. Insomma, dice, ma è venuto spontaneo, ecco, ricordare che ci sono stati momenti della storia in cui la Sicilia era la più grande potenza del mondo, della storia medievale, importava del Medioevo, questo signore, ma questa è una chiave di lettura che vale per tutti, del Medioevo, ricordava le cose negative del Medioevo come era successo in altre parti d'Europa, ma non in Sicilia. Il Medioevo siciliano era particolare perché entrava tardi in Sicilia, già si era modernizzato quando entrava in Sicilia il Medioevo, e poi c'erano dei meccanismi giuridici in Sicilia che limitavano il padrone della terra, limitavano il barone, limitavano la stessa Chiesa. La Chiesa, voi dovete sapere che in materia di sicilici, la Chiesa di Palermo ha ancora pendenze, perché era così forte questo istituto degli usi civici che nessuno lo poteva toccare, ma tutte queste cose vengono ignorate, perché il popolo siciliano deve essere servo e deve avere schiavo e disinformato, e deve avere quindi una cultura che rafforzi questo stato di prostrazione del popolo siciliano. Insomma, io non mi posso sviluppare oltre, il nostro Presidente minaccia di buttarmi fuori, eccetera, ma dico questo, dobbiamo mandare avanti questa dichiarazione di non dipendenza della Sicilia, dobbiamo mandare avanti tutti assieme, e ognuno come lo vuole pensare la pensa, ma diciamo l'invito è fatto a tutti perché ognuno si faccia promotore a sua volta. Diciamo, non bisogna che si creino deleghe per nessuno, insomma. Poi portare avanti anche, e io escludo proprio, l'abbiamo escluso anche ieri, lo abbiamo detto con chiarezza, noi siamo contro, poi rispettiamo le idee tutte, ma noi siamo contro le cose del legale, di dichiarare l'indipendenza della Sicilia nel senso burocratico, di dichiarare che esiste un governo ombra, un governo clandestino, un governo eccetera. Noi siamo invece per sfruttare le contraddizioni del sistema. Noi dobbiamo fare una giunta, cioè giunta si intende il comitato, si intende la pluralità di organismi, una giunta che difenda i diritti fondamentali, imprescrittibili e irrinunciabili e inalienabili del popolo siciliano, perché nessun presidente della regione, nessuna assemblea regionale è autorizzata a svendere i diritti della Sicilia, sia chiaro. E ora noi quando parliamo di diritti fondamentali, parliamo anche del diritto all'indipendenza, del diritto del riconoscimento dell'identità nazionale del popolo siciliano e di tanti altri diritti, perché a noi ci hanno espropriato del mare. Io parlavo del fatto culturale, che certamente è il più grave, del fatto culturale e politico che il siciliano non guardi più al Mediterraneo, ma ci sono anche fatti giuridici, ci sono rinunce alle acque territoriali, ci sono rinunce a diritti plurimillenari come quelli della pesca. Noi siamo per un discorso di pace e di amicizia, anzi insieme al popolo, ecco, rilanciare un appello per la pace anche in Medio Oriente, in Palestina, però candidare la Sicilia come luogo di incontro per tutte le iniziative di pace, tanto più che la Sicilia, come diceva Finocchiaro prima, ha affinità culturali, etniche e politiche con i popoli del Mediterraneo. Però ecco, diciamolo francamente,